Oggi inauguriamo appunto questo sportello aperto ai cittadini e io volevo appunto ringraziarvi per aver scelto questo 10° punto della provincia, perché ho visto che siamo il 10° punto di formazione lo si inaugura proprio in un momento strategico, perché vi è anche un cambiamento in quello che è la raccolta rifiuti. Di conseguenza siamo qua tutti ad ascoltarvi, ad ubbidire a quello che ci dite, nel senso buono, perché in effetti quello che fa bene a una popolazione, a un territorio, è l'educazione degli abitanti. In questo momento così delicato anche per i comuni di fondo, dove c'è il cambiamento e l'inizio della tariffa puntuale, viste tutte quante le richieste che arrivano costantemente dai cittadini che sono interessati a questa raccolta differenziata di nuova forma, e tutte le volontà di poterla svolgere al meglio per dare il contributo proprio come cittadinanza nella raccolta differenziata, contento che ci sia questo sportello che possa dare tutte quante le informazioni in vista del 1° aprile per quanto riguarda le utenze domestiche e il 1° di luglio per quanto riguarda le utenze aziendali. Quindi per tutti i cittadini che avessero bisogno di fare chiarezza su come devono operare, piuttosto che ad esempio scrivere su Facebook su come funziona o non funziona, adesso hanno un luogo dedicato per poter rivolgere tutte le loro richieste e ottenere tutte le loro risposte. Penso che la trasformazione dei servizi in tutto il Polesine è stata dettata da un'agenda parallela che diceva quando sarebbero state le aperture degli ecosportelli, e questo penso che sia la cifra giusta di questo momento, in cui a un cambiamento dei servizi che i cittadini pian pianino impareranno a usare nelle modalità che Ecoambiente sta divulgando, sia sempre stato portato avanti con l'apertura di questi punti di incontro, proprio per dare la centralità della comunicazione e dell'educazione ambientale nel momento in cui si trasformano i servizi. Per cui è il 10° ecosportello, sono stati mappati su tutto il territorio provinciale gli sportelli in modo che fossero a servizio di tutti i centri urbani, anche ovviamente nella impossibilità di aprire 50, ma che ci fosse una distribuzione corretta per tutte le utenze, per cui insomma siamo molto contenti di ormai ci stiamo avvicinando ormai alla completezza di questa fase comunicativa, siamo molto contenti, grazie ancora. Siamo contenti perché siamo il 10°, come dicevamo, sportello, ne mancano 2, prossima settimana o da lì a poco apriremo Portoviro e poi per finire con Rosolina, quindi abbiamo compiuto l'apertura di tutti i 12 sul territorio. Come è stato detto, è importante perché tutti sanno che Ecoambiente ha diversi canali di informativa e di informazione, cioè attraverso l'app, attraverso il sito, attraverso le nostre serate che abbiamo ormai terminate, i nostri incontri pubblici, però non dimentichiamo che c'è una gran fetta di persone che sono quelli che non sono soliti usare questa tecnologia e che vogliono avere il rapporto diretto con i riferimenti di Ecoambiente. Quindi bene questi location che vengono anche fra l'altro scelte in maniera opportuna, quindi danno la possibilità anche di maggiore fruibilità possibile, centralità, e non dimentichiamo anche i diversamente abili che devono avere tutte le condizioni possibili per essere messi nella condizione, scusate la ripetizione, di fruire dei nostri servizi. Che un tema importante è la tariffa unica su tutto il territorio della provincia. Noi siamo uno dei primi comuni, anzi provincia in Italia, che ha questa particolarità, e quindi su questo ambiente che oggi viene inaugurato c'è la disponibilità all'ascolto e alla partecipazione di tutti i cittadini della provincia di Rovigo, quindi anche uno di Ariano piuttosto che di Corbola, possono venire direttamente su questo sportello, su questo punto di contatto, così lo chiama ARERA, perché ricordiamoci che abbiamo un ulteriore regolatore che sta un po' sopra di noi, che dice un po' quali sono le linee guida da rispettare e dal coinvolgimento e la partecipazione con i cittadini. Abbiamo circa 220.000 contatti ogni anno da parte dei cittadini.
120.000? Sì, quasi il numero di abitanti, mediamente, tra chi ci telefona, chi viene allo sportello, chi ci contatta attraverso l'app Junker, tutti i sistemi che abbiamo messo a disposizione. Come si diceva, i punti di contatto agli sportelli sono forse in cima alla piramide, la ciliegina, perché qui c'è possibilità di incontrare delle persone, di porre anche delle problematiche un po' più complesse, e magari ricordiamo quello che si può fare qui in questo sportello per il cittadino. Chi arriva, quindi abitare sul Polesine, non solo sul comunità di UPO, ma anche sui dintorni, o comunque qualsiasi punto, qualsiasi sportello che abbiamo attivato serve tutto il territorio provinciale, quindi non c'è una territorialità di sportelli, ma c'è un orizzonte provinciale. Quindi dicevamo, chi arriva dalle nuove utenze, chi cessa la posizione, chi vuole fare l'adesione al compostaggio domestico, chi vuole chiedere il bidone del verde, il servizio Eco Verde, che è soggetto a un contributo quest'anno, e per le richieste di informazioni o anche per segnalazioni su problematiche relative al servizio di raccolta rifiuti. Sono tutte operazioni che possono essere fatte sia da parte delle famiglie che da parte delle aziende presso gli sportelli. Su questa struttura, su questo servizio, ma soprattutto sulle persone che poi sono chiamate a dare risposte, ad offrire un servizio bello e buono. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi accompagni, auguri per quello che farete. Grazie.